Ancora un pedone investito e ucciso mentre attraversa la strada nella Marca trevigiana. Dopo la morte venerdì sera a Vittorio Veneto di una 69enne bellunese, Letizia Sperti, travolta da un automobilista poi risultato in stato di ebbrezza. A perdere la vita ieri sera a San Polo di Piave è stato un 79enne del posto, Guglielmo Cadamuro. L'incidente poco dopo le 20 in via Callarghe, davanti alla trattoria Le Calandre, dove l'anziano stava andando a cena come faceva d'abitudine, trovandosi a poche centinaia di metri da casa sua. Mentre raggiungeva l'altro lato della strada, camminando sulle strisce pedonali, è stato investito dalla macchina condotta da un 66enne, anche lui della zona, che si è accorto solo all'ultimo del pensionato sulla carreggiata senza riuscire a evitare il violento impatto. Anche in questo caso, come a Vittorio Veneto, la tragedia si è consumata davanti agli avventori del locale che hanno poi assistito all'intervento del SUEM 118. L'anziano però era già morto. Sul posto anche la Polizia Stradale di Treviso, che oggi ha riferito alla Procura della Repubblica inevitabile per il 66enne l'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.